Questa storia ha inizio nel 1420. In quell'anno la comunità cadorina votò all'unanimità la dedizione alla Serenissima, la gloriosa e potente Repubblica di San Marco. Ma nel 1508 Massimiliano I d'Asburgo, imperatore del Sacro Romano Impero, con il pretesto di scendere a Roma per essere incoronato dal Papa, mosse un esercito di oltre 5.000 uomini verso sud e conquistò il Cadore. Il doge Leonardo Loredan, deciso a mantenere il controllo di un territorio tanto ricco e in via di sviluppo, reagì prontamente. E fu quindi così che 2500 traffanti e capitani di ventura iniziarono una lunga marcia verso Longarone. Piero del Monte a Santa Maria, Rainieri della Sessetta, Teodoro Manassi e Pandolfo Malatesta, alcuni fra i più validi maestri d'arme italiani, tenevano il passo, intonando sprezzanti canti di gloria. Si vantavano delle gesta eroiche che avrebbero compiuto. Innanzi a loro, alla testa di quel grande esercito, un fiero cavaliere dallo sguardo severo cavalcava un umile ronzino. Il più valoroso di tutti i condottieri, Bartolomeo d'Alviano. Giunti in prossimità della Valle del Maè, nonostante il freddo lascito di quell'inverno, il capitano decise di intraprendere una tortuosa via attraverso le montagne, così da spuntare dietro al nemico e prenderlo alle spalle. Un viaggio così pericoloso, su di un territorio ancora ricoperto dalla neve, non sarebbe stato possibile senza l'aiuto di una guida. Ognuno avrebbe dovuto offrire il suo contributo, poiché quella guerra avrebbe cambiato il destino di molti.